Angoscia, preoccupazione, attesa. Trascorrono così le ore per i genitori del 17enne precipitato, in circostanze ancora da chiarire, dal terrazzo di un appartamento a Corfù, dove si trovava in vacanza con gli amici. Ore di attesa anche per l'azienda ospedaliera di Padova, che attende di sapere se il giovane, che è in gravissime condizioni, sarà trasferito in queste ore con un volo sanitario privato dalla Grecia al reparto di rianimazione di Padova. Un viaggio condizionato solo dagli aspetti burocratici, con la direzione sanitaria padovana pronta ad accogliere il 17enne, che dovrebbe arrivare proprio in queste ore. È stata una vacanza tanto sognata, a lungo pianificata, che si è però trasformata in tragedia per il giovane padovano. Il ragazzo, giovedì notte, mentre si trovava nell'appartamento che aveva affittato con alcuni compagni di classe, è precipitato dal balcone del secondo piano, riportando vasti traumi alla testa. Ora il giovane studente è ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale dell'isola greca, meta gettonata per le vacanze. I genitori sono arrivati pochi giorni fa per stare accanto al figlio, sperando in un miglioramento. Nel frattempo le autorità greche stanno indagando sull'accaduto, che al momento resta avvolto nel mistero. Sembra che a dare l'allarme siano stati gli amici, ma non è chiaro se il 17enne fosse da solo sul balcone. Le indagini sono avvolte nel massimo riservo e anche al padre, noto avvocato padovano, non vengono fornite informazioni sulla dinamica dell'incidente. Quel che è certo è che il 17enne ha riportato un trauma cerebrale grave e le prossime ore saranno cruciali per l'andamento del suo quadro clinico.